Iniziamo? Allora, buonasera a voi che siete qui presenti e a chi ci segue da remoto adesso e in futuro, perché come ripetiamo tutte le volte, in realtà queste registrazioni non soltanto sono raggiungibili nei siti dei musei nazionali, ma anche nelle piattaforme regionali a cui stiamo versando tutti i materiali che registriamo. Vi porto i saluti naturalmente del direttore Francesco Muscolino, che ci sta seguendo seduto in qualche aeroporto aspettando un aereo che lo riporti da Roma a Cagliari, perché è sempre, pare che sta diventando sempre più complicato poter andare e tornare in giornata. Allora, noi ci siamo immaginati da diverso tempo come ad esempio poter utilizzare ogni tanto i dialoghi, uscendo un po' apparentemente dalla tessitura che noi appunto abbiamo costruito, individuando altri percorsi o facendo in modo che dei percorsi come quelli di Prenda Storradas e i dialoghi si possano incrociare. L'idea di fare i dialoghi, l'abbiamo detto 1000 volte, era quello di, partendo dai dialoghi di Ranuccio Bianchi Bandinelli, di far interfacciare molti saperi disciplinari apparentemente non relazionati tra di loro, in realtà invece molto vicini, partendo dal presupposto, oggi sappiamo, come abbiamo detto altre volte, come gli inglesi abbiano individuato nei dialoghi di Ranuccio Bianchi Bandinelli il debito che questo gigantesco archeologo del Novecento ha nei confronti di Gramsci e del pensiero, della filosofia della storia di Gramsci. Alcuni di noi che sono stati allievi, i suoi allievi diretti, lo sanno molto bene. Quindi significa apparentemente aprire parentesi, ma invece in realtà dire l'archeologia è un metodo che mette insieme diverse discipline, che mette insieme diversi saperi e esiste, se esiste la contemporaneità, in quanto è una disciplina inattuale e dunque contemporanea. Perché alla fine la ricostruzione del passato, e questo è l'approccio gramsciano, è esattamente studiare quelli che decodificano, no, i semiologi praticamente dei diversi linguaggi con cui il mondo antico ha lasciato tracce di sé. Quindi quando abbiamo immaginato all'interno del CDA e poi con tutti gli organi collegiali dei musei nazionali come iniziare Prenda Storradas, siamo partiti dal fatto che ai Musei Nazionali di Cagliari, che ha materiali degli ultimi 8 millenni della storia della Sardegna, praticamente c'erano 3 opere di arte contemporanea, peraltro tutte, direbbero a Cagliari, studiate ben bene, così, e anche bisognose poi, come pensiamo a Maria Lai, di restauro immediato, perché come molte cose contemporanee sono molto più fragili dei reperti appunto più antichi. Abbiamo aperto questo filone su Prenda Storradas pensando a una discussione che c'è in giro sui musei. Oggi ci sono 2 recensioni che ho letto su un libro che ho ordinato immediatamente sul fatto che i musei sono un'operazione coloniale. È vero, Napoleone è andato in giro, ha razziato tutto quello che poteva razziare, anche uno arriva al British e vede Tarros molto più di quanto, oppure vede esattamente la Grecia molto più di quanto non la possa avere. La discussione è come cambiare, restituendo in ogni luogo dove hai trovato i reperti per fare cosa? Un reperto a quel punto che improvvisamente ti compare, lo recuperi, deve essere conservato, raccontato. E come faremo sulle opere contemporanee? Quando abbiamo detto, apriamo questo fronte di discussione nuovamente in una città che ha avuto una storia con l'arte contemporanea intensa. Pensate alla figura di Ugo, che cos'è stata la galleria comunale cagliaritana in alcuni momenti, no? Quindi chi arrivava a Cagliari per l'università non trovava una
certo, veniva con pregiudizi da Sassari, ma erano pregiudizi, poi invece trovavo una città molto più vitale, no? Con una presenza di arte contemporanea estremamente interessante. Quindi abbiamo iniziato questo percorso, noi credo che abbiamo oltre 200 pezzi in questo momento, forse di più, questo è successo in 3 anni e mezzo, molte cose stanno arrivando, quindi noi abbiamo bisogno di molti spazi e contemporaneamente al Comune di Cagliari ugualmente stanno ponendo il tema, ma c'è necessità di un museo della città, la galleria comunale è sufficiente, la collezione Carbu è una collezione che dobbiamo, come dire, nascondere, perché anche quella è frutto di razzia, è un'operazione coloniale, è stata coloniale quell'operazione. Ma io sono contro, lo dico, l'ho dichiarato, sono molto problematica sul fatto di restituire. No, poi ci sono delle collezioni che hanno una loro storia nei luoghi in cui appunto sono state esposte. Quindi è una discussione così aperta e per cui noi abbiamo intenzione, con tutto il personale, con cui c'è questa dialettica che voi registrate anche nelle nostre iniziative, di cambiare gli allestimenti, ad esempio. Abbiamo avuto il coraggio di chiudere la Pinacoteca, non soltanto perché era pericoloso quel luogo, dall'impianto elettrico a tutto il resto, entrava l'acqua, una cosa poco dignitosa, ma non si capiva proprio nulla. Cioè uno doveva essere, quindi la rilettura anche di quei retabli, il riallestimento, ha aumentato il livello di comprensione, perché una cosa in questa discussione soprattutto di questo ultimo anno, una discussione è che comunque il museo è un luogo di conservazione e di didattica, di educazione, questo è il principio. Poi possiamo discutere come allestire, come smontare, come rimettere, come allestire manifestazioni di arte, della contemporaneità. Qualcuno potrebbe dire, ma come vi permettete di discutere di una donazione essendo uno vivente, il donatore e l'autore di quelle opere? Allora, noi siamo abituati, in questo lo dico anche con tutti i limiti, noi siamo abituati a parlare delle persone in maniera straordinaria quando non ci sono più, mentre magari quando erano in vita le abbiamo massacrate. Voi pensate alla vicenda di Nonni, se ne abbiamo qui parlato, con Cecilia, con quelli che l'hanno studiato, eccetera. Quel riconoscimento, se fosse avvenuto, forse avrebbe determinato anche cose differenti. Quindi nel momento in cui, in virtù anche delle relazioni, delle pratiche di relazione che sono una cosa santa, Giancarlo Buffa ha deciso di essere così generoso, regalandoci praticamente, donando alla comunità alla fine il prodotto del suo genio, del suo talento. Il talento si declina in molti modi, non tutti sono Michelangelo, ma anche Michelangelo a leggere le sue lettere era un disperato, lo facevano mangiare, il Papa diceva stai in cucina a mangiare e mangiava i residui del pasto del Papa, quindi voglio dire non ci sono, come non ci sono amori felici in generale, non ci sono neanche biografie o artisti tutti così felici e contenti. Quindi noi abbiamo voluto fare questa iniziativa oggi con Franco Masala e con Mauro Salis, che è funzionario storico dell'arte dei nostri musei, pensando che, essendo qui presente Giancarlo Buffa, noi volevamo e vogliamo iniziare a inquadrarlo anche criticamente, cioè iniziare a inquadrare la sua opera in maniera critica, studiandola e consentendo che venga studiata. Abbiamo pensato che l'ex Regio Museo in futuro, quando avremo le seziate, quindi gli uffici si sposteranno alle seziate o alla Porta Cristina, dove abbiamo già iniziato, avete visto, il restauro di tutto, perché fa parte sempre dei musei nazionali. Noi dedicheremo tutto l'ex Regio alle esposizioni e non basteranno ancora quegli spazi, ce ne vorranno altri, dobbiamo riallestire integralmente lo spazio San Pancrazio,
Anche la torre è di nostra, ma stiamo aspettando che la soprintendenza o che cos'è, la segretaria mettano a bando il restauro di quella torre che è chiusa. Io, perdonate, come voi sapete, come tutti sanno, sono abituata a essere chiara nelle cose. L'avessimo già avuto noi, l'avremmo già fatto, come abbiamo fatto per il Teatro dell'Arco, che in 8 mesi ce l'hanno consegnato, restaurato, aperto al pubblico uso. I monumenti non possono stare chiusi, devono essere usati e devono essere aperti alla fruizione, altrimenti muoiono. Ecco perché siamo qui a parlare di Giancarlo Buffa, che io conosco tutta la vita, cioè una delle prime persone che ho conosciuto, credo, tra il 76, 77, 78, non me lo ricordo più, e che ho visto sempre estremamente impegnato, intanto nell'attività didattica, che oggi è sempre più preziosa e sempre più sottovalutata, ma in molte attività, con una presenza che è quella della militanza intellettuale, a dire la verità, che è così rara. Detto questo, noi lo ringraziamo perché la sua, è qui appunto a questa parte, se ne sta appunto quasi sempre in disparte, ma abbiamo allora pensato a questa serata in questa maniera. Lui viene, Giancarlo viene da una storia a Cagliari dove ciò che lui fa aveva una stratificazione molto alta, che siano le vignette, le caricature, no? Tutte le altre lo fa. E fa anche un'altra cosa che a Cagliari era abbastanza diffusa, che sembra un po' eclettica, e cioè quella che ha fatto l'attore, ha fatto il regista, ha fatto, come dire, arti performative a 360 gradi. E questo potrebbe apparire una cosa dilettante, ma uno dei miei maestri, che si chiama Mario Torelli, nell'ultima intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera dice come vorrebbe essere definito dopo che non ci sarà più, e lui rispose: un grandissimo dilettante, e cioè uno che si è dilettato a studiare, a fare appunto quelle cose con piacere e con amore. Detto questo, io passo la parola a Franco Masala, che inquadrerà appunto la storia del Novecento, grafica da cui parte Giancarlo Buffa, e poi il nostro storico dell'arte parlerà di alcuni pezzi della donazione, che non ha soltanto le vignette, non ha soltanto le caricature, ha molti pezzi che noi insieme ad altre donazioni inizieremo a schedare, perché si tratta di un archivio completo. Questa è la migliore delle donazioni possibili, non soltanto delle opere, ma tutto il rapporto che lui ha avuto con quelli che ha rappresentato, che ha, no? Quindi c'è un epistolario, ci sono le prove. Noi vi ricorderete quando abbiamo dedicato la sala a Giovanni Lilliu, la prima sala, di fatto abbiamo esposto tutto ciò che Giancarlo aveva prodotto prima di arrivare a quella bellissima caricatura di professor Lilliu, quindi tutte le prove, quindi immaginate la preziosità di una documentazione tal fatta. Io lo ringrazio ancora, gli sono molto devota perché godo della sua amicizia da decenni, fine di tutto, perché i turibili di vanità altrimenti lo farebbero così confondere. Grazie. Considerato che il genere che Giancarlo Buffa ha praticato per tutta la vita è la caricatura, della quale parlerà più precisamente il dottor Salis dopo, ho pensato di proporre una riflessione sulla caricatura nel suo rapporto con il realismo, come dice il titolo stesso del mio intervento. È chiaro che i due elementi sono collegatissimi, considerato che chi fa una caricatura deve conoscere perfettamente il personaggio e la situazione che dovrà caricaturare, perché proprio estrapolando un dettaglio, esagerandolo, consentirà a chi guarda di riconoscere la persona, anche se in una maniera spesso scherzosa.
La caricatura ha una sua storia che rimonta almeno ai greci e ai romani, anche nella variante letteraria della parodia, ma ho voluto mettere in copertina una delle primissime espressioni figurative della caricatura attraverso un graffito ritrovato in una domus romana del Palatino, risalente al II secolo d.C. e che mostra un giovane, rappresentato quasi come un pupazzo, lo si vede meglio nella resa grafica sotto, che rende omaggio, Alessamenos rende omaggio al suo Dio, Dio che è un asino crocifisso. È palese l'intento polemico nei confronti del cristianesimo che stava nascendo proprio in quei secoli, e quindi vediamo subito un'applicazione della caricatura in tempi antichissimi. Per non dire poi di alcuni artisti che lungo il corso della storia dell'arte hanno dato spazio anche alle caricature, e mi riferisco soltanto per brevità a Leonardo, al Bernini, al Tiepolo, che hanno appunto raffigurato spessissimo le caricature. Ma il momento nel quale nasce la caricatura è la prima metà dell'Ottocento in Francia, attraverso le Charivari, famosissimo foglio satirico che parte dal 1832 e ha almeno una storia di un centinaio di anni, e avrà poi come eredi, tuttora vivi e vegeti in Francia, con Le Canard enchaîné e Charlie Hebdo, che abbiamo imparato a conoscere purtroppo in occasione tragica qualche anno fa. Le Charivari ha subito problemi con la censura perché prende di mira il re Luigi Filippo rappresentandolo come una pera, e lo si vede molto bene in quel passaggio dei disegni dal volto del re fino attraverso vari elementi a diventare una pera, che non è semplicemente una pera come frutto, ma va considerata col significato che ha nell'argot parigino. Nel dialetto di Parigi poire significa zucca, ed è chiarissimo il riferimento al re che vediamo anche nel suo ritratto ufficiale, nella fotografia più piccola. È un po' il discorso che già Seneca aveva affrontato con l'apocolokintosis, la zucchificazione dell'imperatore Claudio, predecessore di Nerone. Le Charivari ebbe moltissimi guai con la censura, e addirittura uno dei suoi esponenti, Honoré Daumier, fu multato con una cifra notevolissima perché era andato contro le istituzioni e quindi era colpevole, secondo il governo, di eversione. Non dimentichiamo che Honoré Daumier è uno dei rappresentanti più significativi appunto della corrente pittorica del realismo. Famosissimo il suo vagone di terza classe, che per la prima volta dà spazio nella pittura anche ai derelitti, ponendo le basi del naturalismo letterario che poi diventerà, come sappiamo in Italia, il verismo. In realtà Daumier è anche l'autore di una straordinaria serie di bronzetti conservati al Museo d'Orsay che rappresentano i deputati dell'Assemblea nazionale. Ne ho scelto soltanto 2, ma si capisce perfettamente il discorso che faceva all'inizio, perché Daumier esaspera il naso e la bocca dei due esempi che ho scelto, suscitando immediatamente il nostro interesse e il nostro sarcasmo. Daumier si occupa però anche della caricatura in termini di storia antica o di attualità. A sinistra il celeberrimo episodio di Cornelia, madre dei Gracchi, che fa vedere i suoi bambini come gioielli all'amica che ha i gioielli veri. Forse è il caso di preferire quelli veri, perché se i gioielli sono quelli che si mettono le dita nel naso o danno in escandescenze buttandosi per terra, è palesissimo l'intento satirico di Daumier, il quale poi, per quanto riguarda l'attualità, raffigura Nadar, il famosissimo fotografo dell'Ottocento, che si incarica di elevare la fotografia a livello d'arte. La famosa polemica, no? Se la fotografia fosse arte o no, presenta Nadar semplicemente elevato su una mongolfiera che consente appunto di scattare dall'altro delle fotografie. Anche in Italia
I fogli satirici hanno una grande fortuna, in particolare a partire dal 1848 e poi, ancora meglio, con la unificazione, quindi col Regno d'Italia. Non c'è città in Italia, da Milano a Roma, a Napoli, a Firenze, a Cagliari, che non abbia i suoi fogli satirici. Ne ho scelto 3 per semplificare. Uno è il Bertoldo, che fece una campagna spaventosa contro Ottone Baccaredda, prima ancora che fosse sindaco, quando era presidente dell'ospedale civile. Fu accusato di sperperare il denaro pubblico anziché per la sanità. Evidentemente non abbiamo inventato nulla, con l'idea invece di erigere dei busti a benefattori. E vediamo sulla destra Gaetano Cima, e in secondo piano invece a sinistra Carlo Marengo, che era un benefattore, tra l'altro ancora vivente, quindi con un omaggio che portò parecchio da ridire. La satira, come indica proprio la testata, Bertoldo, rivista serio-umoristica con caricature, con un ossimoro evidentissimo tra serio e faceto. C'è poi Sale Pepe, un altro foglio famosissimo che ha avuto una grande fortuna, fino a San Martinicca, che già nella scimmia del logo mette in evidenza l'aspetto eversivo di questi fogli. Naturalmente poi c'è un grande numero di caricaturisti che sono però artisti a tutto tondo, nel senso che sono spesso anche cartellonisti, designer, pittori puri, con la conseguenza che di questa breve rassegna, di cui darò conto fra breve, si possono osservare anche i modi molto differenti nell'affrontare il tema della caricatura. Tarquinio Sini, che morì prematuramente purtroppo durante il bombardamento del 17 febbraio del 1943 davanti alla grotta di Santa Restituta, nel 1908 presentò molto precocemente Sardus Fontana, che vediamo a sinistra, come un dandy con tanto di spilla di diamante sulla cravatta e con uno spadino che infilza una giovane donna, cosa che sarebbe oggi politicamente scorrettissima a dir poco, e che mostra l'altra faccia di questo personaggio che poi con la Prima Guerra Mondiale diventerà l'alfiere della Brigata Sassari, quindi anche una storia piuttosto interessante. Per non dire poi della serie di contrasti e di strapaese e stracittà che Tarquinio Sini disegnò fra il 20 e il 30, con 2 esempi, semplicemente, che ho portato fra i tanti, dove si vede nella serie contrasti in basso una ragazza che fa rifornimento di benzina contrapposta a un teuladino che invece sta abbeverando col secchio d'acqua l'asino. Così come vediamo poi una maschietta, come si diceva allora, a bordo di un motoscafo, che sta quasi per speronare un vecchio con Saberritta e la barca a remi antica, davanti ad una rada di Cagliari riconoscibilissima nello skyline del castello. Altro personaggio interessantissimo, importantissimo, Enrico Gianeri, conosciuto col pseudonimo di Jack, che nel 1921 fece la prima mostra d'arte sarda nella Galleria d'Arte Moderna e presentò una serie di caricature che giocano, come si vede, essenzialmente su grandi campiture nere, quindi molto differenti rispetto a quella di Sini, con un tratto poi di linea che indica il corpo, il viso dei personaggi. Vediamo in alto Francesco Ciusa, col caratteristico cappello tondo e il pizzetto, ed in Altara, col naso all'insù e una calotta che le copre i capelli. L'ingegnere e l'architetto Davide Cova, uno dei fondatori del Partito Sardo d'Azione, poi nel secondo dopoguerra primo sindaco della Oristano liberata, ma è interessantissimo, secondo me ancora di più forse, l'autocaricatura di Jack che vediamo a destra, perché si dimentica del tipo grafico che ha usato per i colleghi e dà luogo ad una sorta di caricatura cubisteggiante, potremmo dire, che si vede perfettamente nel naso e nell'aspetto squadrato che ha la figura. Ancora Giuseppe Biasi, che ha frequentazioni parigine o anche africane, ma trova anche il tempo di presentarci diverse caricature, fra le quali quelle dei redattori della Nuova Sardegna, che vediamo a sinistra, e la famosa caricatura che destò parecchio da dire di Grazia Deledda, che coglie
in maniera assolutamente straordinaria proprio le caratteristiche delle fotografie ufficiali della scrittrice premio Nobel. Basti vedere il libro e le mani, che ritroviamo anche nel ritratto fotografico, che sono stravolte in qualche maniera, in maniera molto intelligente, devo dire, da Giuseppe Biasi. Enzo Loi è arrivato poi fino agli anni 70, addirittura lavorando moltissimo per la Camera di Commercio, è l'autore fra l'altro del logo del tamburino della fiera campionaria che vediamo sulla destra, mentre a sinistra vediamo una caricatura resa al tratto con tratti molto rapidi, linee molto rapide, di Dionigi Scano, riconoscibilissimo per i baffi e gli occhiali tondi che usava portare. Ma ci sono poi anche altri esempi, potrei dilungarmi ma non posso farlo ovviamente. Giovanni Manca, che fu poi l'autore di un famosissimo personaggio del Corrierino dei Piccoli, Pier Lambicchi, che ci mostra un D'Annunzio Gagà con un testone rispetto a un corpo molto più ridotto. Marco Caboni, che presenta invece su Sale e Pepe la cantante lirica americana Martha Dulac, che poi si sposò a Cagliari diventando Martha Pau, e esasperandone il seno e gli occhi, che erano un po' la caratteristica fisica che saltava immediatamente all'occhio di chi guardava anche fotografie. E addirittura, questo è del 21, ma addirittura nel 1956, in occasione della prima stagione lirica all'Anfiteatro Romano, Ugo Sini si incaricò di caricaturare i vari interpreti. Questo è il basso Mario Petri, che ebbe poi una gran fortuna anche come cantante di musica leggera e attore in film di capa e spada, del quale viene colta la capigliatura con i riccioli, che era un po' la sua caratteristica. Non mancano i giornalini scolastici, dove la satira diventa assolutamente sovrana. Questo è il più antico fra i giornalini scolastici che conosciamo del liceo classico Dettori, risale al 1938, si intitola Saturnali e fa evidentemente il verso alle feste romane che consentivano agli schiavi di andare contro i padroni, esattamente come in questa occasione gli studenti vanno contro i professori. Molti di noi li hanno conosciuti, quindi credo che possano riconoscere perfettamente Monsignor Sizia, col suo classico cappello tondo e l'aspetto rotondeggiante, e Nicola Valle con la capigliatura e il mento, che erano un po' la sua caratteristica, che vengono caricaturati appunto dagli studenti. Mi avvio alla conclusione con un riferimento ad una finissima artista che fece soprattutto incisioni, Anna Malongiu Pernis, che nella sua giovinezza, intorno ai 20 anni, illustrò un libro famosissimo di Dickens, Il Circolo Pickwick, e ho estrapolato queste due inglesi, tipicamente inglesi appunto, che non so se si possa dire, sembrano le classiche zitelle, ma in tempi di politicamente corretto forse non si può dire, e il tutto passa il testimone ovviamente a Giancarlo Buffa, del quale adesso parlerà Mauro Salis, del quale ho voluto scegliere due immagini per introdurre il discorso. Riconosciamo immediatamente Pinuccio Sciola, che è raffigurato anche in quel disegno nell'angolo in alto della tavola, che ci fa capire l'iter progressivo, l'iter progettuale della caricatura. Credo che ne parlerà il dottor Salis sicuramente molto più di me, molto meglio di me, e un altro esempio, Placido Cherchi, nel disegno preparatorio che porterà poi alla caricatura. Insomma, una storia lunga e interessante che ha degno erede nel nostro ospite di oggi. Grazie. Franco Masi ha accennato al fatto che la caricatura è l'essenza che una persona riconosce in un'altra persona per una relazione diretta. Nell'archivio che c'è stato, che è fondamentale per capire poi le caricature, l'insieme degli epistolari sono di vario tipo, tra l'altro alcune persone non ci sono più, alcune di queste sono state personaggi estremamente autorevoli dal punto di vista politico, culturale, eccetera. E a rileggere alcune di queste lettere in realtà, cosa che faremo non oggi naturalmente, ma in un altro momento, soprattutto per le persone che, rispetto alle persone che non ci sono più, va da sé,
È una sorta anche di storia della cultura mentre si fa nella relazione con uno che ti deve ritrarre in qualche modo, che ti deve rappresentare e di cui accetti anche lo stravolgimento, essendo la caricatura proprio un ribaltamento dell'aspetto, così come uno è nella propria autopercezione. Allora, questo materiale, ripeto, noi il nostro intendimento, come per gli altri che sono stati a noi donati, ieri abbiamo avuto anche un incontro per capire come accedere alla possibilità di fare schede critiche, cioè di farne una edizione critica, che non è soltanto pubblicare, come spesso dice adesso pubblichiamo. Lui li ha già i volti li ha già pubblicati. Il problema è, come succede in molte cose che noi vediamo, no? Ci sono molte pubblicazioni in giro. Ieri nella biblioteca della regione dovevamo scegliere alcuni, c'è una immane produzione, ma pochissime produzioni critiche, no? Su autori, su pittori, su poeti, su scrittori. C'è una edizione tal quale, ma non è così che funziona. Mi sto riferendo anche a cose di cui abbiamo parlato dal punto di vista storico. Ad esempio, ci è stato donato il busto di Cocorto, di cui parleremo in un altro momento, e ripartiamo sempre dai suoi diari pubblicati da Marco Pignotti, ma sarebbe cosa utile che quei diari venissero pubblicati criticamente. Ecco. E questo è un discorso perché il Consiglio regionale ha pubblicato i parlamenti in maniera critica, è stata una delle operazioni più importanti che abbiamo avuto dal punto di vista culturale. Così meritano altri personaggi che hanno segnato la nostra storia, compresi quelli ancora a noi contemporanei viventi, giusto per dire. Passo la parola a Mauro. Buonasera a tutti. Allora, in realtà l'importanza di questa donazione ve l'ha illustrata magistralmente la professoressa e vi ha dato le coordinate sulla caricatura, professor Masala. Io vi do conto dell'entità e della consistenza di questa donazione e quindi di quello che dal 2022 i Musei Nazionali di Cagliari hanno in custodia e stanno lavorando per poter valorizzare al meglio e rendere fruibile al pubblico. Allora, non si tratta di una raccolta di opere, è già stato detto, è proprio l'intero archivio di Giancarlo Buffa, che quindi contiene 488 caricature tra studi, bozzetti, opere finite, bianco e nero, in colore, 175 vignette, cronologicamente collocabili dal 1980 fino a qualche anno fa, il 2019, una ventina di illustrazioni, fogli con appunti e piccoli disegni, tutto il suo archivio formativo, ci ha donato anche i libri che parlano sulla caricatura, che parlano sulla satira per immagini e poi numerose riviste sulle quali sono state pubblicate le sue opere. E ultima, ma non per importanza, il consistente carteggio con le persone caricaturate che appunto danno proprio una immagine dell'ambiente culturale cagliaritano e sardo, in realtà, insomma dei vari personaggi. E dei caratteri delle persone, perché effettivamente per poter fare la caricatura, ce l'ha già detto il professore, bisogna innanzitutto essere un bravo ritrattista e saper cogliere non soltanto l'aspetto esteriore della persona caricaturata e ritratta, ma anche quello interiore. Quindi io molto velocemente, molto brevemente abbiamo estrapolato da tutto questo materiale alcune immagini a colori, ma non solo a colori. Ecco, ci è piaciuto così abbiamo pensato con il direttore e con tutti i colleghi che non conoscevano queste immagini, quindi in realtà tutto l'ufficio si è appassionato non appena li abbiamo portati fuori dalle cartelle in cui sono minuziosamente conservati.
Qui vedete Costantino Nivola, l'opera finita alla sinistra, mentre sulla destra tutto lo studio, che è lo studio grafico da una parte, però anche gli appunti che Giancarlo Buffa scriveva proprio nella fase della progettazione della caricatura, quindi individuava quali erano gli aspetti, come dire, salienti, le parti salienti del volto, e si proponeva di enfatizzarne uno, di caricare maggiormente l'altro e così via. Quindi sono tutti personaggi che fanno parte, insomma, della storia culturale e politica della Sardegna. Costantino Nivola, Peppetto Pau. Peppetto Pau, qui vedete l'opera finita è ancora una volta tra le nuvole, esatto. Abbiamo Nicola Valle, che era un musicista, poi comunque appassionato bibliofilo, collezionista, anche lui, il grande Benvenuto Lobina, di cui vediamo proprio sulla destra, no? Vedete tutti i vari, le varie prove, i vari saggi appunto di realizzazione per arrivare al prodotto finito. Salvatore Naizza, uno storico dell'arte, scomparso negli anni 90, che aveva recentemente, quando è stato caricaturato da Giancarlo Buffa, dato alle stampe un consistente volume sull'architettura della Sardegna, una collana su cui ha scritto anche il professor Masala, e quindi sul fondale, sullo sfondo, abbiamo questa architettura rinascimentale o comunque classicista. Abbiamo Joyce Lussu, e quindi qui vediamo la costruzione del volto, però con questi occhi accesi, vivi e brillanti, lucidi. Abbiamo professor Ciusa Romagna, Mario Ciusa Romagna, che ragiona, insomma, sui suoi affondi critici. Quindi nonostante abbia gli occhiali da sole riusciamo a cogliere proprio la profondità del suo pensiero. La professoressa Giovanna Cerina, la professoressa di letteratura, che era talmente appassionata che Giancarlo Buffa la vede nei panni di una scolaretta appunto entusiasta dello studio e della scuola. E poi vedete sempre sulla destra i vari appunti. Qui non abbiamo inserito l'immagine a colori, è il professor Antonio Romagnino, però vedete qui è molto interessante il modo in cui l'autore studia le proporzioni del volto e cerca di capire su quali possa, insomma, giocare per poter poi costruire il volto caricaturato. Queste due sulla sinistra sono della fine degli anni 80, qui invece siamo nel 2005, quindi 25 anni dopo, quindi cambiano anche chiaramente un po' i lineamenti. Questo è Pablo Volta, il fotografo che viveva a San Sperate. È il professor Giovanni Lilliu, che viene raffigurato come un ognomo. Vedete, io non so se qui si riesca a leggere, ma ve lo leggo qui io, c'è anche la vignetta, andiamo a scavare, quindi Giancarlo Buffa se lo immagina come uno di questi gnomi. E tra l'altro nel carteggio siamo riusciti a individuare proprio lo scambio di corrispondenza con professor Lilliu. Il professor Lilliu si dice soddisfatto di questa interpretazione, perché in effetti l'archeologo è sì uno che va a scavare con entusiasmo, è un po' comunque un ognomo con la testa così, con i piedi in terra e la testa anche capace di andare da altre parti, ecco. E questo è un ritratto però che ci dà la misura, ritratto, quindi non caricaturato, appunto della abilità di Buffa nel realizzare i ritratti. Abbiamo Monsignor Ottorino Alberti, arcivescovo di Cagliari, e poi abbiamo il ritratto che ci ha già mostrato il professor Masala di Placido Cherchi con la caricatura. Qui siamo all'inizio degli anni 2000. Abbiamo l'artista Maria Lai, qui vediamo il ritratto e poi le due varianti di caricatura. Poi le tecniche, allora abbiamo notato questo, che gli studi sono fatti con la matita, generalmente, talvolta con l'acquerello, poi non so se magari l'artista ci potrà dire qualcosa, e poi invece le opere
a colori sono anche queste di tecnica mista, con poi l'uso anche della china, insomma, quindi spazia anche per quanto riguarda l'applicazione delle tecniche. Qui abbiamo un politico, Andrea Raggio, e poi qui abbiamo Marcello Argilli, che scriveva letteratura per l'infanzia, e poi un altro grande autore di libri per l'infanzia, che è il maestro Albino Bernardini, che esce dalla lampada come se fosse una sorta di genio. Abbiamo il giornalista Ribichesu, Gaetano Ribichesu. Persone non più viventi, naturalmente. Avete notato che non abbiamo... No? E infatti poi abbiamo visto anche già questo, ce l'ha mostrato il professor Masera, Pinuccio Sciola, però qui vediamo proprio i vari studi, e poi c'è Antonio Sini, no, il cosiddetto poeta pastore, che in un suo commento scrive queste parole qui che vedete: sui Lurruiu, sardi pelliti, ladruncoli mastruccati, sardi da tosare, e a dir di Sardegna le lingue lor non si sentono stanche. No? Chi si questiona ad esusu, andate benite e non arrivate né a Giosso né a Susu. Pinta la legna e mandala in Sardegna, sardi da specorare, spellare, introgolare, europeizzare, tra l'allero birimbò e no, la mia pecora no, ye vo. È bellissimo questo commento, perché allora Buffa aveva, abbiamo notato, instaurava appunto, aveva già un rapporto, però cercava con passione proprio anche uno scambio epistolare con le persone che lui lo imponeva, perché abbiamo trovato anche quelli della professoressa. Sì. E qualcuno rispondeva, ecco, come Antonio Sini, così anche per le rime. Qui abbiamo una bellissima caricatura di Nereide Rudas, qui abbiamo Franco Fresi, il poeta non Tempio, non è nato a Tempio, però lavorava a Tempio. Qui abbiamo un altro Sardus Pater, Eugenius Loci, non so come dire, Gigi Riva, che tutti conosciamo, e poi la celebre scrittrice Maria Giacobbe, e chiudiamo il percorso delle caricature con... purtroppo è recentissima questa scomparsa, la grande artista Maria Crespellani, che aveva una finezza di spirito e anche di ironia, perché scrive queste rime che sono fantastiche, che mi hanno fatto ridere moltissimo. Ogni volta che le leggo continuo a ridere. Le buffe caricature di Giancarlo Buffa, poi il nome si presta chiaramente, no? Caro vecchio amico Buffa, non mi hai fatto niente buffa, tu mi hai fatto solo boffa, la considero una beffa, bella quasi quanto Saffo, non mi posso fare un baffo, ci vorrebbe un bel rabuffo, bel beffardo impenitente per sbeffar tanto la gente. Bofonchiando, sbuffa, alla fine dico a sbaffo: o mio caro amica Buffa, o mio caro amico Buffa, brinda, bevi, buffa, e buffari uno brodo. Ed è di una... È bellissima questa rima, e quindi queste sono le caricature. Poi abbiamo tutte le vignette che sono comparse nelle riviste: Nuova Rinascita Sarda, San Francesco Patrono d'Italia, Sale Pepe, Rinascita, Confronti, Informazione e quant'altro, e quindi sono queste che vi mostro così velocemente. Ne abbiamo preso giusto alcune esemplificative. Qui abbiamo Berlinguer, lo riconosciamo chiaramente, se satira, la politica è al centro, insomma, della questione. E poi arriviamo anche in tempi recenti, qui siamo nel 2011, sull'articolo 21 della Costituzione italiana, oppure anche temi che hanno a che fare con il rispetto dell'ambiente, quindi contro il nucleare. Però Buffa è stato anche autore
dei testi e delle immagini di diversi libri per l'infanzia. Vi mostro soltanto La foresta pietrificata, libri per l'infanzia in cui quasi sempre al centro c'è l'archeologia e quindi l'antichità, le antichità della Sardegna. Infatti vedete ci sono molti monumenti che noi conosciamo e diversi reperti che sono conservati proprio al nostro museo, quindi c'è anche questa connessione su cui stiamo ipotizzando, insomma, di poter costruire qualcosa anche nel percorso espositivo. Quindi vedete i vari bronzetti, questo è proprio nel nostro museo, poi ci sono le tombe dei giganti, un altro libro molto celebre è La maschera di terracotta, e anche qui ci sono sempre riferimenti ai reperti archeologici, al bronzetto che si trova nel nostro museo. E abbiamo concluso questo excursus velocissimo, che è quindi una minima parte, giusto per darvi un'idea dell'excursus. La professoressa non vuole, io lo so che mi tirerà le orecchie, però io voglio mostrare la sua caricatura, che è bellissima perché c'è lei che esce da questa anfora straordinaria, e poi anche qui vediamo tutto lo studio. È molto bella, professoressa. Va bene, abbiamo concluso. Allora, ecco, immaginate quando noi raccontiamo che gli allestimenti, cosa che giustamente Mauro Salis diceva, gli allestimenti devono cambiare in continuazione. L'altro giorno è circolata questa intervista meravigliosa di Cristian Greco, che è passata anche in Instagram, no? Del fatto che nei musei europei la media degli allestimenti è 25 anni, 20-25 anni. In molti musei 10 anni nei musei, in Italia 83. E giustamente vedete, è come se noi studiassimo la storia con libri di 83 anni fa. Allora, noi non abbiamo allestimenti, diciamo, questo è un allestimento storico, no, quello è un allestimento tuo personale. Perché una volta che abbiamo smontato l'allestimento Taramelli, e questo è già successo essendo in vita il professor Barreca con alcune appunto intromissioni, allora per lungo tempo l'allestimento è stato quello di Taramelli col museo sostanzialmente nell'ex Reggio. Per cui faccio un esempio, la mia tesi di laurea che è esposta da Doro Levi è esattamente nello stesso modo in cui Doro Levi l'ha esposta, e si è costantemente riproposto quell'allestimento. Molto altro è cambiato, ma soprattutto quello che capita con la velocizzazione degli studi, che cambiano le definizioni, il linguaggio e le datazioni. Chi ha assistito alla lezione della professoressa Holt ha capito che una serie di cose che si raccontano nella datazione sul nuragico sono improbabili. Lei ha dimostrato con una sapienza cui noi gli abbiamo dato atto, ringraziandola infinitamente per il lavoro che sta facendo e per quindi la discussione su come allestire questa roba non avrà mai un allestimento definitivo, ruoterà, perché giustamente, come diceva Mauro Salis, possiamo utilizzare ad esempio i disegni che ha fatto Giancarlo Buffa illustrando a dei bambini un reperto, un monumento? Sì. D'altra parte noi tra un po' presenteremo un'opera, un libro che è stato commissionato dal Ministero a una grafica cagliaritana, no? È per i bambini, quindi significa che non è semplice però cambiare allestimenti, cioè è una fatica incredibile, cioè devi chiudere quella vetrina, devi risistemare tutto, devi dire come mi esprimo, uso i codici come abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, abbiamo lavorato in tanti su quelle didascalie per la Pinacoteca, cioè rivedendo in continuazione, a volte ci sono allestimenti che inventano situazioni che non sono mai esistite, no? Cioè una specie di ricostruzione. Pensate quando uno va a Sant'Antioco e vede il Tofel di Sant'Antioco,
Ma davvero uno può immaginare che le erano esposte in quel modo? Era tutto coperto naturalmente, altrimenti non avremmo ritrovato le urne, eccetera. Quindi la discussione su come utilizzare il materiale da esposizione, in che luoghi e come, è una discussione aperta, deve essere pubblica. Questa è l'archeologia pubblica e la museografia pubblica, quella cioè democratica, che dice, bene, smontiamo, vi ricordate tutto quello spazio che era occupato da quello stranissimo percorso sulle cose di Monti Prama? Non si poteva vedere, era lugubre, era terribile. Lo sto dicendo perché bisogna avere il coraggio di dire, dalla prima vetrina del Museo di Cagliari, quella ad esempio con i reperti del Neolitico antico, in altri luoghi farebbero esattamente un intero piano, perché per capire il riparo di Sugarropu di Carbonia che il compianto Carlo Lullier stava retrodatando di oltre 1500 anni, più o meno. Vi immaginate, 1500 anni per aver iniziato a lavorare come sta lavorando la Holt. Ecco, faccio questo esempio, lo dico perché di fatto noi, per quanto riguarda anche le opere che sono state donate in questo momento, abbiamo necessità di spazi, di luoghi, di discutere come lo esponiamo e d'altra parte questa discussione è una discussione aperta, perché quando abbiamo deciso col Comune di Cagliari, con l'Università e con l'ISRE di aprire, siamo riusciti 3 volte ad aprire integralmente quei musei, abbiamo avuto una quantità tale di persone, oppure domenica e gratuità. Allora, sono entrate quasi 800 persone al museo, quasi altrettante, più o meno, quasi, no, non proprio, a vedere la mostra su Enrico Berlinguer. Cioè c'è un effetto moltiplicatore nel momento in cui si discute sui cambiamenti che sono quelli che portano le persone dentro il museo, perché il museo o è frequentato, vissuto dalle... non può essere la fotocopia di me che ho scavato quello, di quell'altro che ha scavato quello, no, non è questo. Non era neanche nel Museo Napoleonico, a proposito delle discussioni che in questo momento nella stampa nazionale sono iniziate, per fortuna, perché Cristian Greco ha avuto il coraggio negli Egizi di Torino di scompigliare tutto e di dire adesso cambiamo, perché di fatto questo museo è di tutti e tutti devono avere la possibilità di capire. Con questo io chiamerei, se è disponibile, Giancarlo Buffa. Sarò brevissimo. Vorrei rivolgere un saluto intanto a tutti i presenti e ringraziare in particolare il direttore dei Musei Nazionali di Cagliari che ci sta seguendo in questo momento, dottor Francesco Muscolino, la professoressa Maria Antonietta Mongiu, l'architetto Franco Masala e il dottor Mauro Salis. Ringraziarli per aver reso possibile questo incontro in un luogo suggestivo di antiche memorie, la Basilica di San Saturnino. Ora leggerei il componimento in versi alla mia terra del 1982, non di meno attuale, della poetessa nuorese Lucia Pinna, tra le persone da me raffigurate. Il mio pensiero ti coglie, o mia terra, nel tuo volto solitario che emerge dal mare, con le coste lambite o assalite secondo una legge che ci è ignota. Anfratti cristallini, spiagge lunari, grotte solenni di stalattiti come cattedrali.
Ma l'uomo di oggi sfida i millenni alla ricerca di un paradiso diverso, terra di costumi e tradizioni avite, di canti di morte e di amore. Tu parli al viaggiatore e ai tuoi stessi figli il linguaggio di un'antica madre che nasconde nel suo grembo civiltà millenarie. Chi si allontana perché braccato dalla miseria si porta nel cuore il tuo cielo senza confini. Chi ti ferisce è l'ospite venuto da lontano che succhia le tue linfe nascoste, ma chi ti tradisce è la tua stessa gente assetata di sangue e di sterminio. Le tue piaghe sono sempre aperte, la ferocia incalza, il lutto è la tua storia. Il fuoco brucia i tuoi pascoli e i tuoi boschi, l'omertà soffoca speranza e giustizia. La siccità è memoria e presenza tragica. Il vento inesorabile asciuga la terra, il cielo resta implacabilmente assente alla sofferenza di uomini, bestie e piante. Siamo ammalati di solitudine e di rabbia nel duro isolamento che non si spezza. Ma tu, o mia terra, conservi la dignità di sempre e lanci ai tuoi figli un messaggio di speranza. Questo nostro tempo buio, di smarrimento, di paura, mi induce a pensare, a dire: con occhi d'incanto nasciamo, con occhi di pena ce ne andiamo dal mondo. Dappertutto segni di violenza, dappertutto l'odio stravolge la vita, dappertutto è un rantolo di sogni. Non esiste numero tanto grande che possa sommare tutte le morti. I percorsi della storia hanno il colore del lutto. Alle nostre spalle città mutilate e vuote come cimiteri. Eppure, alta, si leva la voce fra le poche, d'un anziano uomo, stanco, malato, sofferente, vestito di bianco, che esorta i popoli a resistere, ad essere caparbiamente costruttori di pace. Grazie. Grazie a Franco. Grazie a Franco Masala, grazie a Mauro Salis, grazie a Giancarlo Bufa naturalmente anche perché ci ha richiamato che lui appunto voleva essere sempre ed esclusivamente voce e regia delle cose. In realtà è emozionante anche pensare che poi la sua opera, questo è il senso anche di Prendas Torradas, rimarrà nei musei nazionali di Cagliari e qualsiasi cosa succeda comunque non può essere alienato perché è un bene della comunità. Ecco, questo di poter non disperdere questi patrimoni così rilevanti perché sono la storia di un'intensità che a Cagliari comunque c'è stata. Bisogna anche smettere di dire che non accadeva nulla, invece è accaduto. Guardate, andate a vedere la mostra di pittori a Nuoro, per dire questi sardi che si sono inventati la grafica, il design, eccetera. È interessante capire questa creatività delle mani e della testa da dove viene. Allora, ci lasciamo qui. La prossima settimana è Giovedì Santo e quindi non avremo, saltiamo, e quindi saltiamo al 24. Vi ricordo che il 24 di aprile la lezione alle 18 la terrà il professor Savona, il professor Paolo Savona, che ha accettato appunto di fare. Poi avremo l'8 di giugno, di maggio scusate, e il 16 faremo non il 15 ma il 16 che è venerdì eccezionalmente con Paolo Fresu che farà una lezione come hanno fatto già Gavino Murgia, Elena Ledda, Maestro Lai eccetera eccetera. Buona Pasqua e grazie di essere qui.